Con le candeline, i fiori e poi amici e parenti. Non manca nulla nel centro Sartor di Castelfranco e non può essere altrimenti, perché il traguardo tagliato da Amabile Giacomazzi è uno di quelli speciali che vanno festeggiati. Classe 1910, nonna Amabile ha vissuto 2 guerre mondiali, ha visto il mondo intorno a lei cambiare. È lei stessa a rivelarci il segreto della sua longevità, oltre a non aver mai assunto medicinali. Ho sempre lavorato in servizio a bambinaia. Gli occhi e il cuore di Amabile Giacomazzi racchiudono esperienze importanti che lei ha tramandato negli anni ai 6 figli, a nipoti e pronipoti, come quando da bambina accudiva i figli di una famiglia benestante. Hanno fatto fare la babysitter di bambini che avevano la stessa età, quindi lei con loro ha imparato a leggere e a scrivere. A 24 anni si sposa, poi nascono i primi 3 figli, ma arriva la seconda guerra mondiale. Per Amabile sono anni difficili quando il marito si trasferisce in Germania per lavoro, ma a causa dello scoppio del conflitto non gli è possibile rientrare in patria. C'era mio papà prigioniero in Germania, che lei è rimasta 3-4 anni da sola con 3 figli allora. Oggi intorno a nonna Amabile i figli e gli amici della casa di riposo dove lei stessa a 100 anni ha deciso contro il parere dei familiari di trasferirsi per non essere loro di peso. Nonostante il passare del tempo rimane ancora vivo il suo carattere forte. È molto difficile arrivare così con lo spirito che ha la mamma, perché è ancora uno spirito combattivo. Alla fine il ricordo della nuora, il primo giorno in cui incontrò quella che sarebbe diventata sua suocera. È il primo giorno, ha detto di chiamarmi mamma perché so come una fiora parea. E mamma lo chiamava. Sono emozionata molto.